Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Referendum, urne aperte per 4 milioni di siciliani. Chi non ha la tessera elettorale può ritirarla negli uffici comunali aperti durante le operazioni di voto. A Palermo intimidazione di stampo mafioso all'azienda Sicily by Car, colpi di arma da fuoco contro alcuni veicoli parcheggiati. La movida disturba la quiete pubblica in via Cagliari a Palermo. Il comune è condannato a un risarcimento di oltre 60.000 euro ai titolari di una struttura ricettiva per le perdite economiche legate ai disagi provocati agli ospiti. La primavera tarda ad arrivare. Per temperature più miti e cielo limpido, secondo gli esperti meteo, occorre aspettare giorni. Il tempo continuerà ad essere instabile. Nel catanese c'è un comune plastic free e Campo Rotondo Etneo. È tra gli 11 premiati in Italia per la lotta contro l'abbandono dei rifiuti e la cura dell'ambiente. A Catania in condizioni di abbandono il campo scuola di Picanello con infiltrazioni d'acqua nella palestra ed evidenti carenze strutturali. Calcio in Serie B, vittoria al photo finish del Palermo che in 10 batte il Padova per 1-0 con il gol di Bani. In Serie C domani contro il Casarano debutto sulla panchina del Catania per Viali. Il neo allenatore rossazzurro parte dalle certezze in difesa alla ricerca dei primi 3 punti. Sfide decisive oggi per Siracusa e Trapani. Bentrovati e ancora buona domenica. Oggi e domani si vota in tutta Italia il referendum confermativo della riforma costituzionale della magistratura. Urne aperte fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Manlio Viola. Urne aperte anche in Sicilia per il referendum sulla riforma della magistratura. Tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni possono votare in questa tornata. Una sola la scheda, come uno solo il quesito. La riforma già approvata dal Parlamento entrerà in vigore se gli italiani voteranno sì, mentre non potrà essere applicata se la maggioranza degli italiani voteranno no. La nuova norma costituzionale, se confermata, modificherà l'ordinamento della magistratura, introducendo carriere separate fra giudici e pubblici ministeri e istituendo una nuova alta corte disciplinare. Di fatto GIP e magistrati giudicanti non potranno durante la carriera diventare procuratori o comunque magistrati dell'accusa, sia pure cambiando tribunale, e viceversa, chi rappresenta la pubblica accusa non potrà diventare magistrato giudicante. Per governare le carriere ci saranno non più 1 ma 2 consigli superiori della magistratura, non più elettivi ma sorteggiati, 1 per i giudici, 1 per i PM, e nascerà la corte disciplinare. Quasi 51 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto nel paese, quasi 5 milioni e mezzo i fuori sede. I residenti all'estero hanno già votato per posta. Le urne sono aperte oggi, domenica 22, e domani, lunedì 23 marzo. Oggi è possibile votare dalle 7 alle 23, mentre domani dalle 7 alle 15. Lo scrutinio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e si protrarrà senza interruzione fino al completamento dei verbali. Entro la giornata di domani l'esito dovrebbe essere chiaro, visto che si tratta di uno scrutinio semplice, non essendoci preferenze di alcun tipo. Il referendum sarà valido qualunque sia il numero dei votanti. Per questo genere di consultazione confermativa, infatti, non esiste quorum. E alle 12 i primi dati del Viminale danno un'affluenza di poco superiore al 14%, in crescita rispetto al dato del referendum costituzionale del 2020 che attestava la partecipazione al voto alla stessa ora al 12,2%. Raid contro l'azienda Sicily by Car a Palermo, colpi di arma da fuoco contro alcuni veicoli parcheggiati. Gli investigatori battono la pista dell'intimidazione di stampo mafioso. Sentiamo Marco Gullà. L'ombra del racket sui colpi di mitragliatrice sparati la scorsa sera contro 4 auto all'interno del deposito dell'azienda Sicily by Car in via San Lorenzo a Palermo. 4 uomini sono arrivati a bordo di una Lancia Y rubata, sono scesi e sono entrati all'interno di questo deposito della Sicily by Car, il cui proprietario è Tommaso Dragotto. Hanno fatto fuoco contro 4 auto parcheggiate, poi sono scappati uscendo dal cancello più piccolo e sono fuggiti a piedi abbandonando l'auto in strada. Dalle immagini che i carabinieri hanno estrapolato dalle telecamere della zona si vedrebbe arrivare l'automobile. La pista che battono gli investigatori è ovviamente quella dell'intimidazione. Non so davvero cosa sia potuto accadere, ha detto il fondatore e patron della Sicily by Car Tommaso Dragotto. Nessuno ha mai bussato alle nostre porte con minacce e intimidazioni e se fosse mai avvenuto avrei immediatamente denunciato tutto in procura.
Il Comune di Palermo dovrà risarcire con poco meno di 60.000 euro più spese legali ad una struttura ricettiva i danni dovuti alla malamovida. Non si tratta di danneggiamenti fisici questa volta, ma del diritto al riposo e al godimento della proprietà privata. Maglio Viola. Quasi 70.000 euro fra risarcimento per oltre 58.000 e spese legali. Tanto vale il danno arrecato ad una struttura ricettiva nel centro di Palermo dalla mala movida. A risarcire i conduttori della palazzina dovrà essere il comune, colpevole di non aver regolamentato i locali della zona. La sentenza è stata emessa dal Tribunale Civile e riguarda una vicenda risalente al 2020 in una palazzina di via Cagliari che era stata allestita a struttura ricettiva, ma gli ospiti lamentavano baccano, urla e l'impossibilità a riposare a causa della maleducazione dei frequentatori della movida. Dopo numerose segnalazioni, la struttura si è rivolta al Tribunale chiedendo di essere risarcita per le perdite economiche dovute proprio alla movida e adesso la giudice del Tribunale Civile di Palermo, Giovanna Nozzetti, ha dato ragione ai ricorrenti ritenendo il comune responsabile dei danni arrecati. E non bastano i controlli della Polizia Municipale per esimere il comune stesso dalle proprie responsabilità legate alla concentrazione dei locali e agli accertamenti a macchia di leopardo. Una sentenza che confligge con altri pronunciamenti che si sono visti in giro per la Sicilia, soprattutto da parte del TAR, che ha spesso annullato del tutto, in parte invece, i regolamenti comunali nella parte in cui comprimevano i diritti alla vivibilità urbana e alla libera impresa. I sindacati tornano a sollecitare interventi risolutivi sull'avvertenza dei lavoratori ex Almaviva che da 3 anni attendono soluzioni occupazionali concrete. Dopo l'ennesimo incontro con l'assessore alla salute, durante il quale è emerso che il decreto relativo al numero unico europeo 116 e 117 è stato formalmente adottato, i sindacati constatano che nulla è cambiato sul piano occupazionale. Particolarmente critica è la situazione legata alla ricollocazione dei dipendenti che avevano prestato servizio sul numero 1500 durante l'emergenza sanitaria. Una proposta iniziale di riassorbimento è stata inspiegabilmente ritirata. Adesso andiamo a Sigonella. Dopo l'attacco dell'Iran a una base americana nell'Oceano Indiano, la base americana, lo stato di allerta è sempre Alfa Plus, ma sentiamo Tonino De Mano. I missili balistici dell'Iran, gittati a 4.000 km verso la base anglo-americana di Diego Garcia nell'Oceano Indiano, possono essere una minaccia, ma non direttamente per l'Europa. Secondo gli esperti, Berlino, Parigi e Roma sarebbero a portata di tiro, quindi anche Sigonella e il sistema satellitare MUOS Nishemi rientrerebbero nel raggio d'azione, ma si tratterebbe di uno scenario remoto, visto che un ipotetico attacco missilistico sarebbe neutralizzato dalla difesa aerea italiana con cacce intercettori pronti ad intervenire, per esempio da Trapani Birgi, secondo quanto riferiscono fonti militari sul territorio siciliano. Prima ancora, dicono, la minaccia sarebbe sventata dallo scudo NATO già presente nello spazio aereo di Turchia e Grecia. Nella base americana di Sigonella intanto permane il livello di allerta Alfa Plus, minaccia generica aumentata senza indicazioni specifiche. L'unico momento di tensione, per così dire, si è registrato giovedì per la sospetta presenza di esplosivo in un'auto nei pressi dell'ingresso carrabile, circostanza che ha fatto scattare i protocolli di sicurezza. Al personale in servizio è stato ordinato di non uscire all'aperto, mentre l'ingresso dell'aeroporto militare è stato sbarrato. Le attività sono rimaste sospese per il tempo necessario ai controlli affidati alle forze di pronto intervento del personale Host Nation, dell'aeronautica militare italiana e della Marina USA. Cambiamo argomento, la primavera tarda ad arrivare, le previsioni parlano ancora di tempo incerto per i prossimi giorni, ma la fiducia non abbandona i siciliani. Orazio Longo. Un affondo freddo tardivo, maledetta primavera, cantava Loretta Goggi. In questo caso la fretta c'è. Quando arrivi primavera? Se lo chiedono in tanti che col 21 marzo hanno festeggiato la fine dell'inverno, ma appunto l'affondo freddo tardivo di questi giorni ha fatto capire che non è stato proprio un addio. È un problema. Io sono motociclista, quindi sono fermo per il troppo freddo. È giusto che sia così, dai, abbiamo sofferto tanto la siccità, la cosa, almeno un po' di acqua ci sta. Siamo un po' dispiaciuti perché avere delle belle temperature ci permette di uscire con più facilità. E le previsioni non sono rosee, secondo i meteorologi. L'instabilità continuerà ancora per giorni per un blocco anticiclonico presente nel nord Europa. Quella in arrivo sarà un'altra settimana caratterizzata dall'instabilità, con frequenti cieli nuvolosi che si accompagneranno a delle precipitazioni a carattere sparso, a tratti anche sotto forma di rovesci e temporali, soprattutto nelle ore
centrali della giornata. E poi nella parte finale del mese si attende l'arrivo di una circolazione depressionaria che proprio a cavallo del prossimo fine settimana potrebbe determinare un'ondata di maltempo abbastanza intensa, soprattutto sui settori meridionali e orientali dell'isola. Maledetta primavera, cantava Loretta Goggi, in questo caso la fretta c'è, ma anche la fiducia dei siciliani. Arriva, dai! Camporotondo Etneo, in provincia di Catania, è uno degli 11 comuni italiani premiati con 3 tartarughe dall'associazione Plastic Free. Con le nostre telecamere siamo andati a vedere come si diventa un comune virtuoso che ha cura per l'ambiente. Emanuela Corsi. Il comune di Camporotondo viaggia ormai da anni, anche prima della mia amministrazione, su una percentuale di raccolta differenziata dell'82%. Noi come amministrazione ci stiamo impegnando a migliorare la qualità della differenziata. A Camporotondo Etneo, paese di circa 5.000 abitanti della provincia di Catania, il tema dell'ambiente è fortemente sentito da amministrazione e cittadini. Il comune è uno degli 11 premiati a livello nazionale con 3 tartarughe, massimo riconoscimento assegnato dall'associazione Plastic Free alle amministrazioni che si sono distinte per la lotta contro l'abbandono dei rifiuti, per la promozione di comportamenti responsabili e per una gestione virtuosa del territorio. Come si diventa comune plastic free? Si diventa con la collaborazione della comunità e di tutta l'amministrazione, sensibilizzando e riuscendo a ridurre il consumo di plastica monouso. Il buon esempio parte da qui, da Palazzo di Città, dove il caffè si beve rigorosamente in bicchieri biodegradabili. Abbiamo le cialde biodegradabili e i bicchieri riciclabili. Questo è stato un grosso sacrificio, anzi ringrazio i dipendenti per aver aderito. Abbiamo tolto le macchinette, i distributori. Ci siamo adeguati, prima noi e poi i cittadini. Sempre in municipio sono state installate le colonnine dell'acqua, che troviamo anche nella scuola del paese. In questi 2 anni abbiamo svolto molte attività di sensibilizzazione con la scuola, al di là delle colonnine per l'acqua, anche all'esterno, anche giornate di pulizia. Facendo un giro per le vie del paese troviamo una macchinetta mangiaplastica. I cittadini vengono con le loro bottiglie di plastica, scaricano tramite la scannerizzazione del QR code l'app, conferiscono le bottiglie e nell'app vengono caricati degli ecopunti. Ad un tot di ecopunti corrispondono dei buoni che paga il comune, che possono spendere nelle attività locali. Non manca l'attenzione e la cura per gli amici a 4 zampe. Per le vie del centro ci sono le dog toilet, per consentire ai cittadini di conferire in maniera ordinata e pulita le direzioni dei nostri amici animali. A contribuire al punteggio che ha premiato Camporotondo Etneo, la lotta alle microdiscariche. Un sistema di videosorveglianza e fototrappole ha permesso di identificare diversi incivili che sono stati multati. E adesso sempre a Catania, ma vi mostriamo le condizioni di abbandono del campo scuola di Picanello, dalla pioggia nella palestra con le attrezzature ormai arrugginite alle crepe nel magazzino, e manca anche la rete di protezione per il lancio del disco. Tonino De Mana. Il gesto atletico è perfetto, tutto il resto no. Agli appassionati non saranno sfuggite almeno 3 cose: la vecchia sedia a terra per misurare la lunghezza del lancio, le immancabili erbacce nei pressi della pedana e la totale assenza della rete di protezione, in gergo chiamata gabbia. Ho visto anche una sedia lì. Che cos'è? Il punto di riferimento per diventare forte. Martello e disco, le discipline penalizzate al campo scuola di Picanello, che nonostante il restyling mostra segni inequivocabili di abbandono. Ad eccezione di una dignitosa pista di atletica, infatti, la struttura non soddisfa gran parte degli sportivi. L'impianto di illuminazione non è tenuto da una cabina che ci permette di accenderlo tutto, e andrebbe anche sistemato l'impianto di irrigazione qui, perché l'impianto di irrigazione praticamente funziona con la pioggia. Piove dentro la palestra e l'umidità fa il resto. In quest'angolo sono state ammassate le attrezzature, molte arrugginite, sbarrando di fatto l'accesso ai servizi igienici. Bagni della palestra che non si possono usare, gli attrezzi in stato di decomposizione. Devo dire che la situazione è critica, perché sapete bene quanto tempo abbiamo impiegato per riaprire il campo scuola di Picanello dopo i lavori di ristrutturazione. Risultato finale: abbiamo la palestra che praticamente è in queste condizioni, perché piove dentro e da anni è rimasta interdetta quest'area, compreso il bagno, e come potete notare l'hanno interdetto con questi strumenti che ora sono inutilizzabili. Addirittura peggiori le condizioni del magazzino, con vistose crepe nelle pareti. Non vorrei che questa palestra divenisse un peso per il comune di Catania.
Tra gli alberi, le cui chiome sarebbero da sfoltire, sventola il tricolore. Il verde ed il rosso si riconoscono, il bianco non c'è più. Tranquilli, è la bandiera dell'Italia, non del Portogallo. Adesso una breve pausa e poi parleremo delle giornate FAI di primavera e di un libro. A tra poco. A Catania, grazie alle giornate FAI di primavera, è possibile visitare alla Villa Bellini il criptoportico. Vediamo di che si tratta con Desiree Ferdito. È la prima volta che riusciamo a venire perché normalmente è chiuso, quindi vorremmo provare finalmente a vederlo, siamo molto curiosi. A Villa Bellini si riapre una porta sul passato, in occasione dell'ultima delle giornate FAI di primavera che tornano a celebrare il nostro patrimonio culturale, con l'apertura straordinaria di centinaia di siti grazie all'impegno del Fondo Ambientale Italiano. Abbiamo visitato il suggestivo criptoportico, nascosto nel cuore del giardino storico di Catania. Molto interessante, la prima volta che lo vediamo, siamo venuti appositamente perché sono delle iniziative che soprattutto belle da vedere per gli adulti ma anche per i bambini. Un luogo rimasto per decenni lontano dagli sguardi, oggi restituito alla città. Scavato nella pietra lavica e modellato tra il Settecento e l'Ottocento, questo corridoio sotterraneo si snoda come una galleria misteriosa, fatta di volte a botte, nicchie e giochi di luce naturale. Un ambiente scenografico pensato non solo come passaggio ma come esperienza in perfetto stile romantico. Sicuramente qua ci immaginiamo queste donne con i loro abiti fruscianti e insomma uomini con i loro bastoni, bimbi che magari correvano, giocavano in questo luogo. Nel labirinto esterno Raccontato da giovani ciceroni, rappresenta un dialogo affascinante tra natura e architettura, tra superficie e profondità, tra memoria e immaginazione. Un viaggio nel ventre della città, dove il tempo sembra sospeso e ogni passo racconta una storia dimenticata, proprio sotto i nostri piedi. A 80 anni dal voto concesso alle donne, le 21 donne della Repubblica vengono raccontate nel libro Le Madri della Costituzione di Eliana De Caro, un testo che riporta alla luce il contributo fondamentale della presenza femminile nell'Assemblea Costituente. Veronica Barbarino. Maddalena Rossi, Teresa Noce, Lina Merlin, Ottavia Penna sono solo 4 delle 21 madri della Repubblica che a 80 anni dal voto alle donne oggi vengono raccontate nel libro Le Madri della Costituzione. Un piccolo drappello di donne che per la prima volta portava il pensiero e le voci femminili nelle aule parlamentari e che ha contribuito a scrivere insieme ad altri 535 parlamentari uomini la Costituzione italiana. 9 democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste e un esponente del Fronte dell'Uomo Qualunque. Erano preparate, politicamente esperte, antifasciste militanti ed erano ben consapevoli dell'obiettivo che volevano conquistare, cioè migliorare la condizione della donna, che poi significava anche migliorare la condizione dell'intera società e della nascente democrazia. Differenti anche per generazione, estrazione sociale, formazione e area geografica, rappresentavano l'intera penisola al femminile. Il loro ruolo nell'Assemblea Costituente fu decisivo nel riconoscere i principi che sanciscono la parità in famiglia e nel lavoro e più in generale nel fare in modo che la società di questo paese si aprisse alla modernità. Era necessario trovare il modo di presentarle a tutti e soprattutto ai più giovani. Perché solo attraverso la memoria e la consapevolezza del passato è possibile custodire la democrazia e continuare a costruire un futuro più giusto e inclusivo. Ci fermiamo per qualche istante e poi parleremo di calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, un gol di Bani ha regalato la vittoria al Palermo sul campo del Padova. I rosanero inseguono ancora il sogno della promozione diretta. Per Inzaghi è stata una vittoria di cuore. Marco Gullà.
E all'improvviso arriva Bani, il Palermo sbanca Padova con il gol appunto del difensore, un gol da 3 punti, un gol che permette ai rosanero di rimanere agganciati ancora al treno della promozione diretta, distante 4 punti. Una vittoria sofferta, di carattere, quella ottenuta ieri dal Palermo, soprattutto dopo l'espulsione di Rui Modesto. La gara è decisamente cambiata, la formazione di Inzaghi dopo un avvio intraprendente ha cambiato gioco puntando sulle ripartenze. Il Padova, nonostante la superiorità numerica, ha graffiato poco, anche perché la difesa rosanero ha retto. Poi nel finale la stoccata sotto porta di Bani e la gioia per una vittoria fondamentale. Giocare tutta la partita quasi in 10 non era semplice, però la squadra secondo me ha fatto una grande partita di spirito, di carattere. Abbiamo sofferto poco nonostante fossimo in inferiorità, e poi speravo che con i cambi, con qualcuno fresco, potesse arrivare alla zampata giusta. Questi sono veramente 3 punti che valgono doppio. Bani insuperabile in difesa e letale anche in avanti. Faccio i complimenti ai miei compagni perché abbiamo fatto una partita di grandissimo sacrificio, non era facile, si era messa in salita, ma siamo stati bravissimi a cogliere le nostre occasioni e a lasciare veramente poche opportunità al Padova. Per il Palermo un esame di maturità superato dopo i 2 passi falsi con Monza e Juve Stabia. Adesso la sosta per le nazionali, poi le ultime 6 gare di campionato, un rush finale. Il Palermo è indietro rispetto a Venezia, Monza e Frosinone, ma vuole giocarsela fino in fondo. Intanto i tifosi continuano a sognare e ieri sera hanno accolto così la squadra. Domani il Catania giocherà in casa contro il Casarano, sarà la prima di Viali in panchina, torna fra i convocati Cicerelli. Marco Carli. Non posso pretendere che si cambierà completamente modo di essere, non ho la presunzione di 5 giorni di insegnare nulla a nessuno, ma mi interessa che la squadra scenda in campo con le idee chiare. Niente rivoluzioni, ma essere pronti al cambiamento. La flessibilità resta il punto nodale della filosofia di Viali. Difesa 3 che potrebbe essere la veste tattica della prima partita, ma appunto con l'elasticità che vuole il tecnico all'inizio o a gare in corso. Ci sarà Cicerelli che torna tra i convocati, Forte invece dovrebbe rientrare la settimana prossima in gruppo, mentre Caturano, che resta l'unica punta di ruolo, partirà dal primo minuto. Ecco cosa Viali chiederà al gruppo. Una squadra che ricerca le richieste che sono state decise per questa partita, ma nello stesso tempo che sia libera di esaltare le qualità del singolo. Sentimento e emozione, dice Viali, quando gli chiedono cosa cerca nei suoi, ma alla fine ciò che conta, lo ribadisce, è la concretezza. Non dimentichiamo che il focus è il risultato, non siamo qui a vendere poesia, facciamo tutto in funzione del risultato, perché la gente viene allo stadio. Va bene la curiosità del nuovo allenatore, va bene i moduli, si giocherà a 3, si giocherà a 4, ma la gente andrà a casa felice solo se il Catania vincerà. Sfide decisive oggi per il Siracusa al De Simone contro il Picerno e per il Trapani al Provinciale con il Potenza. Sergio Colosi. Prima del Tribunale a Siracusa e Trapani serve una vittoria per dare un senso ai prossimi appuntamenti. Il cammino è in salita, un buon finale di stagione potrebbe anche non bastare, ma le partite di oggi rappresentano il primo crocevia. Il Siracusa ospita il Picerno in una sfida salvezza all'ultimo respiro, con i lucani senza successi da metà febbraio, 3-1 al Crotone. Problemi di formazione per Marco Turati. Dobbiamo adattare qualcuno, fare anche ruoli che magari non sono consoni alle loro caratteristiche, però questo non è sicuramente un qualcosa che ci fermerà dal fare una gara importante. Oggi finalmente ho rivisto 4-5 calciatori che non si allenavano con noi da un po' e quindi sono molto contento, verranno tutti con noi. 23 convocati indisponibili di Gesù, Pannitteri e Falla, squalificato Riccardi. Disperazione e stanchezza possono essere fattori determinanti nella gara del Provinciale Trapani-Potenza. I Granata, con una sola vittoria in 9 giornate, cercano il rilancio per evitare la retrocessione diretta contro un Potenza reduce dalla finale d'andata della Coppa Italia di Serie C. Trapani senza i soliti infortunati Ciuferri e Vasquez. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona domenica.